Bella raga, ciao a tutti dal comendone. Scusate, veneziano. Siamo su Track Simulator 2, ragazzi. La tappa di oggi è molto veloce, da Flensburg a Felixstowe. Dobbiamo portare un equipaggiamento speciale, eccolo qua, ragazzi. Che figata. E andiamo. Sono 600 km, ma ci sono la maggior parte dei chilometri sono un traghetto. Sto facendo questo perché? Perché voglio fare una mappa in Danimarca per vedere com'è fatta insieme a voi e che non riesco mai a beccarla. Ok. Dai, Vecone. Abbiamo appena lasciato Flensburg. Ma va ecco. Dopo una bella tappa di prima cagata adesso. Danno 5% 0 del carico. Però che do coglioni cominciare così una tappa. È colpa della tosse, fioi. Tosse e raffreddore. Due maroni scandalosi. Vai col nostro Iveco. Ivedo. È più bello l'Ivedo. Ok. Papà. Dai, fioi, su. Tanto un bei soldoni, questo è importante. Anche se a pagare il debito non mi interessa. Tanto pago 486 euro al giorno, neanche me ne rendo conto onestamente. Però aspetta un attimo, vediamo una cosa, prima che l'avevo promesso in un altro video e poi non ho fatto. Gestione aziendale, gestione autisti. Istvan in questo momento è fermo per riposo. Sta portando MB Truck 800 turbo, quindi buono, lo so. E da Banska Brystica a Verona. Ok, molto bene. Quindi lui è ancora là. Oh, il fatto che deve migliorare nel lungo raggio, che voglio vederlo in giro per l'Europa. Ciao ciao Flensburg. Vai su, vai su, vai su. Vai su, amor mio. Ora noi dobbiamo arrivare entro domenica alle 17. Prossimo riposo 3 ore, allora vado a riposarmi. No, sono anche senza carburante. Tanto riposiamoci, però non c'è la benza, porca puttanona. Siamo un po' a rischio, eh? Ok, riposiamoci. E siamo in Danimarca. Ah, ci siamo in Danimarca. Finalmente. Riposino. Ok. Siamo in Danimarca. Oh oh oh. Cazzo che notte, fioi, notte danese, pura notte danese. Vabbè, almeno vediamo la Danimarca così a sto punto, dai. Vediamo quando arriva. Ah, ok, qui buon, perfetto. Molto bene, tra un po' c'è anche il benzinaio, vediamo. Ok, ok, si gode. Si gode, si gode, si gode. Lo so, lo so. Dai, muovite, muovite. Che voglio il carburante, voglio la benza, no? Che fatalità. Siamo qua, anche distributore. Get. Ok, chiudiamo. Carichiamo la benza. Ok.
Buono. Ok, siamo in rotta, siamo in tappa, siamo a cavallo, siamo a fanculo. Vaffanculo che straffreddore, scusate ragazzi. Danimarca, dolce Danimarca. Limite di 100, quindi siamo stra tranquilli. Solo andare dritti noi chiaramente. Potevano mettere un po' di neve, qualcosa, porca puttana. Stiamo correndo un po' troppo per i miei gusti. Ok. No, 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 calma, calma, calma. Sono le 3:44 ed è ancora notte nella dolce Danimarca. Ancora c'è un po' di nebbiolina, cazzo. Mamma mia, cosa ho rischiato. Classico rischio comendiano. Vaffanculo, sta tosse. Brutto tempo, forse arriva la pioggia? Porca trota. Mamma mia che nebbia. Brutta nebbia in Danimarca. Eh sì, nebbione, fioi. Nebbione puro. Nebbione puro, puro, puro. Tania, leggera pioggia, non pesante, però c'è. Come sempre, chiaramente in Inghilterra piove tipo 360 giorni su 365. Mancano 335 km. Pensavo fosse una tappa un attimino più corta, invece comunque è una tappa abbastanza lunga. La pioggia sta un po' aumentando, ma di poco. 50 al limite, che do coglioni. Mamma mia, scusate ragazzi. Io chiedo veramente scusa, ma quando parlo è così, cioè non proprio mi arriva una tosse di trachea fastidiosissima. Ci sono lavori qua, penso, perché capisco perché avere un limite così basso. Ancora che do coglioni. La voglia di registrare è più forte della tosse. Sta pioggerellina inglese spacca i maroni, però la cosa è troppo ufficiale purtroppo. 330 km all'arrivo. Che dura la vita del camionista. Sto tirando adesso, calma, 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 calma. Vai che si tira. Altro che Ferrari. Truck Simulator, fioi. Euro Truck Simulator 2. La vera Formula 1. Pioggerella inglese, pioggerella inglese.
Fatica che fa in salita però sto stronzo. La pioggia continua un po' più intensa. Mancano 300 km ormai, siamo verso la fine di questa tappa. Non vedo l'ora di prendere un altro cambio, voglio fare un'azienda, ragazzi, la Veneziana dei trasporti deve dominare, cazzo, deve dominare. Ragazzi, mancano 50 km, la pioggia è aumentata tantissimo. Che palle. Sta venendo giù bene adesso. Guardate che roba. Occhio, mamma mia, per guardare di là. Però siamo arrivati oggi, non voglio fare manovra, quindi andiamo dritti. Tutto un viaggio abbastanza tranquillo, porto sta pioggia rompicazzi. Guarda che roba. Pioggia più nebbia, non si vede niente, fioi. Guardate che roba. Non si vede un cazzo, devo un po' rallentare perché sono a 118. Non è il caso. Super tuono. Senti il tuono. Mamma mia, come viene giù. Come viene giù, ragazzi. Non si vede un cazzo. La solita England, la solita Inghilterra. Via. Tempestone inglese, fioi. Tempestone inglese. Meno male che siamo arrivati. Senti come si sentono i rumori della pioggia. Tutto veramente è cambiato il gioco. Cioè, tutto un altro games. Dai che 11 km siamo arrivati, manco male perché ancora qualche metro e faccio l'incidente. Si vede proprio male. So, chiaro che mi fa tirare, ma non vedo niente, vecchio, senza. Ok, devo girare di qua. Mamma mia. Senti, vedi i lampi e i tuoni? Attento, bravo, comandone. Ah sì, che siamo in Inghilterra, è vero. Non mi ricordo mai il senso di marcia degli inglesi strambi. Oh, pede, montagne rosse, fioi. Arrivatis. Mamma mia che tempaccio. Che tempaccio. Va bene così. Ottimo lavoro, arrivati. Ok, livello 21, ecco ragazzi, adesso forse mi riposerò un po' dal punto di vista del registrare perché veramente sono preso con le bombe, con sta tosse, con sto raffreddore. Voglio riprendermi un po' per essere in forma al 100% per le prossime tappe di Eurotrack. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.